splende nel mondo che attende la salvezza, spalanca i miei occhi perché io veda il giorno. Credo, Signore, luce di verità. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Nel giorno in cui celebriamo la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, anche noi siamo chiamati a morire al peccato per risorgere alla vita nuova. Riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato, in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi, e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Padre, che per mezzo del tuo Figlio operi mirabilmente la nostra redenzione, concedi al popolo cristiano di affrettarsi con fede viva e generoso impegno verso la Pasqua ormai vicina. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal primo libro di Samuele. In quei giorni il Signore disse a Samuele: riempi d'olio il tuo corno e parti. Ti mando da Jesse, il Betlemmita, perché mi sono scelto tra i suoi figli un re. Samuele fece quello che il Signore gli aveva comandato. Quando fu entrato, egli vide Eliab e disse: certo, davanti al Signore sta il suo consacrato. Il Signore replicò a Samuele: non guardare al suo aspetto né alla sua alta statura. Io l'ho scartato, perché non conta quel che vede l'uomo. Infatti l'uomo vede l'apparenza, ma il Signore vede il cuore. Jesse fece passare davanti a Samuele i suoi 7 figli, e Samuele ripeté a Jesse: il Signore non ha scelto nessuno di questi. Samuele chiese a Jesse: sono qui tutti i giovani? Rispose Jesse: rimane ancora il più piccolo, che ora sta a pascolare il gregge. Samuele disse a Jesse: manda a prenderlo, perché non ci metteremo a tavola prima che egli sia venuto qui. Lo mandò a chiamare e lo fece venire. Era fulvo, con begli occhi e bello di aspetto. Disse il Signore: alzati e ungilo. E lui. Samuele prese il corno dell'olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli, e lo spirito del Signore irruppe su Davide da quel giorno in poi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Mi guida per il giusto cammino, a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza.
Il Signore è mio pastore, non manco di nulla. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Il Signore è mio pastore, non manco di nulla. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Il Signore è mio pastore, non manco di nulla. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi perciò come figli della luce. Ora il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. Cercate di capire ciò che è gradito al Signore. Non partecipate alle opere delle tenebre, che non danno frutto, ma piuttosto condannatele apertamente. Di quanto viene fatto in segreto da coloro che disobbediscono a Dio è vergognoso perfino parlare, mentre tutte le cose apertamente condannate sono rivelate dalla luce. Tutto quello che si manifesta è luce. Per questo è detto: svegliati, tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo ti illuminerà. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Lode, gloria a te. Io sono la luce del mondo, dice il Signore. Chi segue me avrà la luce della vita. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Lode, gloria a te. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù, passando, vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Rispose Gesù: né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo. Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che l'avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina? Alcuni dicevano: è lui, altri dicevano: no, ma è uno che gli assomiglia. Ed egli diceva: sono io. Allora gli domandarono: in che modo ti sono stati aperti gli occhi? Egli rispose: l'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, me lo ha spalmato sugli occhi e mi ha detto: va a Siloe e lavati. Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista. Gli dissero: dov'è costui? Rispose: non lo so. Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei, dunque, gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Allora alcuni dei farisei dicevano: quest'uomo non viene da Dio perché non osserva il sabato. Altri invece dicevano: come può un peccatore compiere segni di questo genere?
e c'era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: tu che cosa dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi? Egli rispose: è un profeta. Ma i giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista, e li interrogarono: è questo il vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede? I genitori di lui risposero: sappiamo che questo è il nostro figlio e che è nato cieco, ma come ora ci veda non lo sappiamo, e che gli abbia aperto gli occhi noi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui, all'età, parlerà lui di sé. Questo dissero i suoi genitori, perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: all'età, chiedetelo a lui. Allora richiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: dà gloria a Dio. Noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore. Quello rispose: se sia un peccatore non lo so. Una cosa io so: ero cieco e ora ci vedo. Allora gli dissero: che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi? Rispose loro: ve l'ho già detto e non avete ascoltato. Perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi i suoi discepoli? Lo insultarono e dissero: suo discepolo sei tu, noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo di dove sia. Rispose loro quell'uomo: proprio questo stupisce, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo non si è mai sentito dire di uno che abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto far nulla. Gli replicarono: sei nato tutto nei peccati e insegni a noi? E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori. Quando lo trovò gli disse: tu credi nel Figlio dell'uomo? Egli rispose: e chi è, Signore, perché io creda in lui? Gli disse Gesù: lo hai visto, è colui che parla con te. Ed egli disse: credo, Signore, e si prostrò dinanzi a lui. Gesù allora disse: è per un giudizio che io sono venuto in questo mondo, perché coloro che non vedono vedano, e quelli che vedono diventino ciechi. Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero: siamo ciechi anche noi? Gesù rispose loro: se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Oggi e sempre sia lodato. Questa quarta domenica di Quaresima, che è la domenica della gioia perché ci si avvicina alla Pasqua, ci parla di Gesù come luce del mondo, luce come quella che abbiamo appena acceso sull'altare, luce che illumina i nostri cuori, luce che ogni giorno viene a visitarci nell'oscurità. Ed è proprio in questo momento di tenebra che è fondamentale riscoprire Gesù come luce. È fondamentale ricordare, come fa il salmista, che anche se vaghiamo in una valle oscura non temiamo alcun male, perché Lui è con noi.
il suo bastone e il suo vincastro ci danno sicurezza. Ma come vivere da illuminati di Cristo? Come vivere di questa luce quando ci sentiamo sopraffatti dalle tenebre? Proprio il Vangelo di questa domenica parla di questa esperienza, dove la cecità del cieco nato non vuole dire altro che appunto l'essere nel buio, l'essere nel peccato. Esiste infatti una cecità esteriore e una cecità interiore. La cecità esteriore, forse così come l'ha vissuta il cieco, tanti di noi non possiamo capirla. Immaginiamo una persona che è cieca dalla nascita, non sa nemmeno che cosa sia la luce, non conosce i colori, non conosce la bellezza delle cose. La vista diventa il modo che abbiamo per relazionarci, la vista diventa ciò che ci permette di camminare, di andare incontro agli altri. Chi è cieco non sa riconoscere lo sguardo di chi è che gli parla. Chi è cieco è chiuso in se stesso, nelle proprie tenebre, nel suo buio. Così è anche la cecità interiore. Chi è chiuso nel suo peccato, chi si sente sopraffatto e soffocato dal male, non riesce a riconoscere la luce, non sopporta di vedere la luce. Quella luce magari lo infastidisce pure. Ed ecco che abbiamo una domanda fondamentale che i discepoli pongono a Gesù, che forse in questo tempo anche noi ci siamo posti. I discepoli infatti, vedendo il cieco sul ciglio della strada, chiedono a Gesù: chi ha peccato? Lui o i suoi genitori perché nascesse cieco? Ecco, vi era la convinzione che purtroppo esiste e persiste ancora oggi, che il Signore ripaga col male il peccato. Gesù, come già i profeti nell'Antico Testamento avevano fatto, rompe questa tradizione e dice: né lui né i suoi genitori. Il male infatti è ciò che fa parte della realtà. Il male purtroppo è ciò che fa parte della contraddizione della vita. Il male non è voluto da Dio. Dio è luce, Dio è il pastore buono delle pecore. Dio è luce, Dio è il pastore buono delle pecore e non vuole che nessuno si perda nel male, che nessuno soffra. Ma la caducità della vita, il nostro essere polvere, fa sì che noi siamo anche sottoposti al male. Tuttavia Gesù dice che questo male che il cieco vive è perché sia glorificato Dio. Che cosa vuol dire? Che noi possiamo cercare di riaprire gli occhi, possiamo dare gloria a Dio, cioè fare la sua volontà, fare qualcosa perché questo male si allontani da noi. Ecco, oggi siamo chiamati a dare gloria a Dio in quello che stiamo vivendo. Siamo chiamati in questo tempo di buio, in questo tempo di panico, di paura, a glorificare Dio, non a stare fermi per maledire il male, non a stare seduti a mendicare come faceva il cieco, cioè immobili e dipendenti dagli altri. Siamo chiamati ad agire secondo le nostre forze. Siamo chiamati a prenderci cura dei nostri cari, dei più vicini. Siamo chiamati a prenderci cura di tutta l'umanità, facendo la volontà di Dio, rispettando le regole che ci sono poste, non perché vadano rispettate per paura di una sanzione, cioè per paura di essere ripagati con il male, ma che vanno rispettati per il principio di amore e di carità che dobbiamo avere verso tutti. Per quel principio che ci dice che rinnegando me stesso, rinunciando a me stesso, io faccio il bene dell'altro, rinunciando cioè alla mia voglia di uscire,
a ciò che di solito fa in modo che io non sia annoiato, io posso preservare i più deboli. Ecco come si dà gloria a Dio nelle tenebre. E Gesù allora ci fa comprendere che il male è frutto della nostra caducità, è frutto del fatto che noi possiamo sbagliare. Peccare, infatti, in ebraico vuol dire fallire il bersaglio, mancare il bersaglio. Ecco che quando noi riusciamo a vedere, non siamo ciechi, sappiamo bene qual è il bersaglio e allora possiamo prendere bene anche la mira. E c'è un modo per aprire gli occhi per coloro che sono ciechi. Gesù qui fa un gesto, impasta del fango con la sua saliva. Abbiamo sentito domenica scorsa che Gesù parlava dell'acqua viva che dà il Figlio dell'uomo. Ecco che questo sputo, la saliva di Gesù, rappresenta proprio questa sorgente d'acqua viva zampillante che esce dal Figlio dell'uomo e si impasta con la polvere. È lo Spirito Santo, lo Spirito del Figlio di Dio che si impasta con la nostra umanità, che si impasta con la polvere di cui noi siamo fatti. È lo stesso fango della creazione in Genesi, quando Dio plasma l'uomo mischiando le acque della fonte del giardino con la polvere della terra e poi soffiandoci dentro. Gesù sta facendo una nuova creazione. Gesù sta creando l'uomo nuovo che è impastato direttamente con l'acqua del Figlio, con l'acqua dello Spirito, ma con la polvere dell'uomo. E pone davanti agli occhi del cieco questo fango. Cioè, se tu sei nel buio, metti davanti a te l'umanità di Cristo. Guarda il crocifisso, metti davanti ai tuoi occhi Lui. Infine Gesù invita il cieco a lavarsi alla piscina di Siloe, che significa l'inviato. Gesù è l'inviato. Gesù è colui che è stato mandato dal Padre per salvarci. Ed ecco che noi dobbiamo immergerci in Gesù. Come vedete, l'iniziativa della guarigione è stata tutta di Gesù. Il cieco, tuttavia, deve scegliere e percorrere la strada brancolando al buio. Deve scegliere se andare a lavarsi, deve fare la sua parte, deve immergersi lui nell'acqua. Gesù ancora una volta propone e l'uomo deve essere disposto ad accogliere ciò che Gesù gli chiede per poter finalmente vedere la luce. E quando il cieco vede la luce, veramente nasce l'uomo nuovo. Infatti noi sappiamo che quando nasce un bambino noi diciamo è venuto alla luce. Questo cieco che non ci vedeva dalla nascita non aveva mai visto la luce, non era mai venuto alla luce. Grazie a Gesù rinasce. Ecco, questo brano è strettamente legato al battesimo, cioè alla nostra rinascita in Cristo, alla nostra rinascita come uomini nuovi. Ed ecco che il cieco addirittura non viene più riconosciuto dagli altri, perché gli altri lo riconoscevano non per ciò che lui veramente era, ma per ciò che lui mostrava esternamente attraverso il suo male. Non lo identificavano come persona, con un nome, lo identificavano con la sua condizione, tanto che non sono più capaci di riconoscerlo. Ora il cieco, finalmente, liberato dalle tenebre da Gesù, può dire sono io e nient'altro. Non io sono il cieco, ma sono io, semplicemente me. Scopre la verità di se stesso. E scoprendo la verità di se stesso e ripercorrendo l'incontro che ha avuto con Gesù attraverso questo processo, riesce a riconoscere Gesù prima come l'uomo che l'ha salvato, poi come il profeta, poi come il figlio dell'uomo e infine come il Signore, che è il titolo del risorto. Cari fratelli e sorelle, anche noi che oggi siamo nel buio teniamo davanti ai nostri occhi il Cristo. Teniamo davanti ai nostri occhi il crocifisso, teniamo davanti ai nostri occhi questo fango che Cristo ha impastato per noi, questo fango che Dio ha impastato per noi, mostrandoci l'umanità divina di Cristo. E guardando a Lui,
e immergendoci nelle acque del battesimo, nel ricordo che noi siamo figli di Dio, potremo affrontare ogni tenebra, potremo vincere ogni tenebra, perché Gesù è la luce del mondo, come dice qui nel Vangelo, e chi segue la sua luce non cammina nelle tenebre, ma vivrà per sempre, avrà la luce della vita. Che sia questa la Pasqua verso la quale ci avviamo, una Pasqua che sicuramente sarà povera di riti, di tradizioni, ma che sia ricca di luce, che sia ricca della nostra forza di camminare anche nelle tenebre, sicuri che Gesù ci è guida, nostro pastore, col suo bastone e vincastro, che illumina le nostre tenebre e ci porta alla salvezza. Sia lodato Gesù Cristo. Oggi e sempre sia lodato. Io credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi. Il terzo giorno risuscitò da morte, è salito al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo lo Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, l'avvicinarsi della Pasqua ci sollecita a intensificare il nostro impegno di conversione e di servizio fraterno. Imploriamo Dio perché renda efficaci in noi i segni della sua misericordia. Preghiamo insieme e diciamo: rinnovaci, o Padre, a immagine del tuo Figlio. Rinnovaci, o Padre, a immagine del tuo Figlio. Per la Chiesa pellegrina nel mondo, perché attraverso la preghiera, la penitenza e la testimonianza di carità si renda sempre più simile al suo Signore e lo segua nella via dell'esodo pasquale. Preghiamo: rinnovaci, o Padre, a immagine del tuo Figlio. Per quanti si trovano in situazioni di peccato o sentono il fallimento della loro vita, perché non disperino della misericordia di Dio e nell'accoglienza della Chiesa, preghiamo. Rinnovaci, o Padre, a immagine del tuo Figlio. Per coloro che sono nel dubbio e nell'errore, perché ritrovino la via della verità, confortati dalla nostra sensibilità e sollecitudine, preghiamo. Rinnovaci, o Padre, a immagine del tuo Figlio. Per le vittime della violenza e della guerra, perché le lacrime e il sangue non siano sparsi invano, ma affrettino un'era di fraternità e di pace, preghiamo. Rinnovaci, Padre, a immagine del tuo Figlio. Perché ciascuno di noi, attento alla realtà che lo circonda, si faccia carico delle sofferenze del fratello che incrocia la sua via, preghiamo. Rinnovaci, o Padre, a immagine del tuo Figlio. O Padre, che ci hai aperto in Cristo la sorgente di acqua viva che rigenera il mondo, irriga tutti i nostri deserti e fa che l'umanità intera possa estinguere la sua sete di verità e di giustizia, per Cristo nostro Signore. Amen.
Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli il Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli il Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Ti offriamo con gioia, Signore, questi doni per il sacrificio. Aiutaci a celebrarlo con fede sincera e a offrirlo degnamente per la salvezza del mondo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori Sono rivolti al Signore. rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo. A te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo nostro Signore. Nel mistero della sua incarnazione, egli si è fatto guida dell'uomo che camminava nelle tenebre, per condurlo alla grande luce della fede. Con il sacramento della rinascita ha liberato gli schiavi dall'antico peccato, per elevarli a dignità di figli. Per questo mistero il cielo e la terra intonano un canto nuovo, e noi, uniti agli angeli e ai santi, proclamiamo con voce incessante la tua lode. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Preghiera per la comunione spirituale. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Solo tu sei il mio pastore, niente mai mi mancherà. Solo tu sei il mio pastore,
Preghiamo. O Dio, che illumini ogni uomo che viene in questo mondo, fa risplendere su di noi la luce del tuo volto, perché i nostri pensieri siano sempre conformi alla tua sapienza e possiamo amarti con cuore sincero. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Alba, Redemptoris Mater, que per via celi porta manes, et stella maris, succurre cadenti, surgere qui curat populo, tu que genuisti, natura mirante, tuum sanctum